Settimana ciclistica internazionale, Giro di Sardegna, in collaborazione con l'acqua Tinnea, dalle sorgenti dei Monti Sibillini. Tinnea, blu naturale, rossa frizzante. Vorrei dire grazie a tutti chi ha lavorato per questo giro, chi si è presentato lungo le strade a vedere questi ciclisti. Spero, per me e per voi, di avere ancora una volta il Giro della Sardegna. Grazie a tutti. Con questo saluto di Gino Mameli, in conclusione della tappa La Maddalena del Giro di Sardegna, apriamo lo speciale sul Giro che Sardegna 1 sta realizzando ormai da 4 giorni. Giro di Sardegna, la 26esima edizione, che si chiudeva oggi appunto con la tappa La Maddalena, pertanto riviviamo insieme la giornata partendo dalle prime ore del mattino. Alla nostra prestazione, perché ci sarà il trasferimento con la maglia bianca Pucci, Simona Palma, maglia Fiat, Raffaele Montagna, maglia rossa, Viviana Chiari, maglia gialla, Dottor Santo, Giovane, Anna Paola. L'esperienza sicuramente è positiva, d'altronde corse a questo livello ne avevo già fatte l'anno scorso, comunque quest'anno 3 professionisti. Ma in casa però? Appunto, quest'anno professionisti iniziare in casa, una bella soddisfazione. Peccato che la condizione mi ha lasciato un po' così, comunque si sapeva. Ieri la tappa è stata lunga, ho anche sofferto tantissimo, ho anche un po' uno strappo muscolare, quindi oggi non posso neanche spingere, non so neanche se riuscirò a finire la corsa perché non posso spingere più di tanto, se no mi porto magari dolori avanti nel tempo. Senti, un ringraziamento a tutti i tuoi tifosi lungo le strade. Sì, infatti, un grande ringraziamento perché non me l'aspettavo proprio. Sapevo che mi aspettavano, ma non sino a questo punto. Ho letto il mio nome lungo le strade, lungo i muri e sono belle soddisfazioni. Quindi anche per questo nel prossimo futuro cercherò di onorare il mio nome, ma sicuramente anche quello dei miei tifosi. Forse doveva partire il giro oggi, altrimenti dovremmo dire a Mameli di farlo durare 5 giorni in più, troppo bello. Ma io non riesco a capire, c'è gente, allora dal momento che giro molto, c'è gente che va, non so, in California, in Messico, ma abbiamo tutto noi in Italia, ma tutto, basta guardare la Sardegna, la Calabria, la Sicilia, ma no. Possibile, bravi, complimenti a tutti. Io non so cosa dire, buona Pasqua. Ti fanno fare la passerella finale o no? Ma credo proprio di no, oggi c'è troppo poco vantaggio per fare la passerella finale. Sicuramente è una tappa nervosa e tutti cercheranno di attaccarmi. Purtroppo è la legge dello sport, io se sto bene risponderò. Hai già visto il percorso? No, il percorso non l'ho visto sulla cartina, sembra abbastanza impegnativo. Speriamo che sia più impegnativo del solito. Come sembra, va bene per me. A passerella finale non penso proprio, perché con gli abbuoni che ci sono un po' sparsi nel percorso, soprattutto nel tratto finale, prevedo una giornata molto impegnativa per quanto riguarda la classifica. Sicuramente si daranno battaglia gli uomini che sono lì per poter vincere questo giro. Noi siamo lì che ne approfitteremo, cerchiamo di approfittarne, vedremo quello che viene fuori. Non penso passare la finale, non è pianura, da quanto si dice, io non conosco il percorso, però siamo almeno in 5 corridori a giocare questo Giro di Sardegna, è tutto possibile. Il percorso non l'avete esaminato? No, perché non era a 2 passi qua, quindi non è stato possibile, però a vedere la cartina sembrerebbe abbastanza difficile e si appresta anche abbastanza dai colpi di mano se tutti quelli in classifica faranno battaglia. Speriamo di stare
in condizione oggi da poter fare magari un attacco decisivo, se perlomeno non si può vincere il giro, ma almeno cercare di vincere una tappa, però vedremo, faremo il tutto il possibile. Gabriele Colombo, stai per abdicare dopo la vittoria dell'anno scorso in questa bellissima isola, con questa bella giornata, probabilmente stai per lasciare la maglia. Sì, sicuramente ormai i giochi sono fatti, però sarà un motivo in più per tornare l'anno prossimo agguerrito. 5 tappe, 5 paesaggi diversi, 5 zone della Sardegna, 5 aspetti tecnici diversi per questo Giro di Sardegna. Il tuo pensiero in merito a questa seconda edizione targata Mameli? Sì, le cose rispetto all'anno scorso forse sono un po' cambiate, un po' del circuito così, però comunque è bello correre, anche perché il clima quest'anno è stato buono, sempre sole, per cui fa piacere correre in queste condizioni. Quando si entra in certi paesi la gente è sempre calorosa, alla partenza c'è sempre affetto, vogliono l'autografo, è bello, passa bene questa cosa. Dire che è una cosa stupenda è a dire poco. Io ho fatto con questa è la 10ª edizione. L'anno scorso è stata una cosa che ha fatto parlare un po' tutto il mondo del ciclismo. Questa edizione, che ancora deve concludersi, sta marciando sulla falsariga di quell'altra. Starei per dire che è una fotocopia. Mi auguro che come è cominciato questo ritrovo di partenza si concluda altrettanto felicemente. Un giudizio su questa Sardegna che ha accolto in modo così caloroso il Giro di Sardegna e i ciclisti? Mi auguro che non abbia mai più a ripetersi quell'interruzione che io ho vissuto. Avevo previsto, ho detto che era un giro molto nervoso, soprattutto caratterizzato dal grande forte vento, e difatti è stato così, è stato un giro molto impegnativo per il vento che c'era, e le salite non erano molto impegnative, sì, dure, però si sono fatti vedere i corridori che avevano più la condizione, ecco. E per quanto riguarda oggi penso che sarà una bella battaglia, perché è duro il percorso. La Sardegna? La Sardegna è stupenda, incantevole, come è logico dire, insomma, così. Ricordiamo il 4 leader. Una bella giornata, sì, comunque vediamo, sta mica male solo. Coppa Plassi, Lombardia. Domenica 30 marzo, domenica di Pasqua, auguri a tutti, sta per partire la 5ª e ultima tappa del Giro di Sardegna, un circuito nell'isola della Maddalena per un totale di 150 km e mezzo. Adesso avremo problemi con l'audio perché sta per cominciare, grazie a Lamberto Righi che aspetta prima di iniziare la sua attività. Dicevo, circuito dell'isola della Maddalena con partenza da Piazza Umberto, poi per chi conosce la Maddalena il percorso si snoda lungo Via Mendola, Nido d'Aquila, Cava Francese, Punta dei Colmi, Guardia Vecchia, Santissima Trinità, Bivio della Battoggia, Cala Lunga, Cala Spalmatore, Cala Chiesa, Viale Ammiraglio Mirabello e quindi il termine del primo giro. Un circuito di 22 km da ripetersi 7 volte. Da questo circuito, da quest'ultima tappa, verranno fuori probabilmente i vincitori, nuovi o vecchi, di tutte le classifiche. Vittorio Sanna. Roberto Petito deve difendere la sua maglia azzurra dagli attacchi che verranno portati. Roberto Petito che ha contato parecchio sugli abbuoni in queste ultime tappe, in particolare in quella di ieri. Staremo a vedere se il rappresentante della Saeco sarà capace di tenere il ritmo e soprattutto di resistere con la sua squadra ormai ridotta a pochi uomini a quelli che saranno gli attacchi portati in questo circuito abbastanza nervoso, con continui saliscendi, con delle curve, un circuito decisamente difficile sul quale Gino Mameli sta pensando anche di fare qualcos'altro che probabilmente sapremo alla fine di questa tappa, 5ª tappa del Giro di Sardegna che conclude la 26ª edizione. La Maddalena al giorno di Pasqua, partenza del Giro di Sardegna, della 5ª tappa nell'isola, un'isola che viene salutata da una bellissima giornata di sole e come vedete ciclisti che per questa ultima tappa che assegna la maglia azzurra e le altre maglie, quella bianca ad esempio portata in questo momento da Jan Svorada che vediamo inquadrato,
ciclisti che se la prendono comoda in questo primo giro, che è una sorta di giro turistico alla conoscenza anche di questo centro che, come vedete dalle immagini, è un centro che richiama l'estate, non certo il lavoro. Sì, anche noi nel commentare almeno questo primo giro cercheremo di dare, ecco, come in questo caso, dare un aspetto della Maddalena per quanto riguarda le sue bellezze turistiche, più che addentrarci nella cronaca sportiva dell'avvenimento. 99 partenti che, come vedete, se la prendono comoda, 5 ritiri rispetto alla gara di ieri, via ufficiale alle ore 11:40. Ancora scorci suggestivi dell'isola della Maddalena, fra l'altro fino a ieri praticamente o avanti ieri battuta dal vento che noi abbiamo trovato nelle tappe invece che si concludevano per esempio ad Alghero e ad Olbia, quindi dicevo risparmiata dal vento in questa giornata davvero eccezionale. I corridori ne hanno approfittato, ecco, per vedere panorami come questi. Inutile dire il gruppo compatto nel corso del primo giro, un primo giro dove le diverse maglie portate, quella azzurra da Roberto Petito, quella bianca da Jan Svorada, quella gialla da Massimiliano Mori e quella rossa da Fabio Roscioli, le diverse maglie si sono potute difendere facilmente, ma dopo il giro turistico che ancora si sta, possiamo vedere nel corso delle immagini, nello scorrere delle immagini con delle panoramiche particolari, dopo il primo giro si accenderà la bagarre perché è da assegnare il tutto quanto abbiamo prima elencato e quindi il Giro di Sardegna è tutto da decidere in questo percorso molto nervoso con numerosi saliscendi che al di là del paesaggio sono sicuramente sul piano tecnico un buon percorso per il ciclismo. E c'è subito qualche fuga, ci tentano in tanti, prima Tartaggia della Batic, poi Brignoli, Simoni, Pio Vaccari e Dall'Olio, ma il gruppo ritorna compatto. Poi c'è un allungo di Finesto della Rosemary e ancora Pio Vaccari e Di Renzo che si portano sul gruppo, ma quel che sarà la fuga vera, quella che sarà la fuga caratterizzante di questa gara, è portata avanti da Tafi, al quale si uniscono Pistore, Cenghialta, Settembrini e Fortunato. Escono numerosi altri componenti dal gruppo per formare inizialmente 3 gruppetti, uno composto da Tafi, Pistore, Cenghialta e Settembrini, poi a seguire Fortunato, Roscioli, Lieti e Frigo e ancora Lanfranchi, Alberati, Vergnani e Di Silvestro. Da questi 3 gruppetti alla fine verranno fuori gli uomini che daranno luogo alla fuga vera, composta una fuga con 11 uomini a farne parte: Tafi, Pistore, Cenghialta, Settembrini, Roscioli, Lieti, Lanfranchi, Alberati, Vergnani, Di Silvestro e Bottaro. Ecco, per quanto riguarda quest'ultima tappa c'era una situazione davvero particolare, almeno dal punto di vista tattico, per quanto concerne gli uomini della Saeco. Dobbiamo dire che poi andremo a vedere il risultato finale, Battaglin è stato bravissimo. Sì, c'è stato anche qualche difficoltà per gli uomini a Saeco, Massimiliano Mori in avvio ad esempio ha dovuto inseguire e abbiamo visto poi in crisi 2 uomini della Saeco, dei 5 rimasti in corsa, Buschor e Frigo. Buschor che stavano dietro al gruppo, Buschor che poi si è ritirato e che quindi non ha potuto aiutare a tenere le maglie né a Massimiliano Mori né a Roberto Petito. E vedete che ci avviciniamo sempre più alla Maddalena dopo il secondo giro, dopo i primi giri, con il vantaggio dei fuggitivi che ha raggiunto in questa fase 1 minuto e 30 e da questo punto di vista probabilmente Petito intende tenere questo gruppo davanti perché non forza più di tanto, preferisce avere qualcuno in fuga che è facile da controllare piuttosto che farli rientrare e dover controllare il gruppo dove tutti possono poi tentare l'allungo e tra questi anche coloro che insidiano maggiormente in classifica. Anche oggi un Tafi particolarmente scatenato, insieme a lui almeno nella prima parte anche Roscioli, protagonista di queste ultime 3 giornate, davvero eccezionale il suo comportamento al giro. Tafi, dicevamo, che rivedremo anche più avanti comportarsi più che egregiamente e tentare l'affondo là solo in solitario. A 10 km dal passaggio, alla fine del quarto giro, 1,38 è il vantaggio del gruppetto che sta davanti, degli 11 uomini che stanno davanti, rispetto al gruppo che insegue. Un vantaggio che, come vedete, è rimasto sempre costante e finché non ci saranno i Gran Premi della Montagna, che verranno assegnati solamente negli ultimi 3 giri in quella che è la vetta di questo circuito, non ci sarà praticamente bagarre. La bagarre vera inizierà con le ultime 3 salite. Adesso c'è la pubblicità, noi ci rivediamo subito dopo.
Sta per iniziare il quinto giro, ci sarà il primo Gran Premio della montagna, 1:30 il vantaggio dei fuggitivi dove nel gruppo dei quali compare Lieti e Lanfranchi, che sono in classifica quelli meglio piazzati. In questo momento sono i virtuali maglia azzurra, ma all'inizio della quinta salita il gruppo si fa sotto e comincia a ridurre lo svantaggio. Ecco il primo Gran Premio della montagna, passa primo Lieti, secondo Lanfranchi e terzo Taffi. Lieti diventa così il virtuale maglia azzurra in conseguenza del fatto che vanta 1:30 sul gruppo e quindi su un tempo superiore a quello che era accusato invece in classifica. Qui siamo a un ulteriore passaggio, se non sbaglio siamo al penultimo passaggio sotto lo striscione del traguardo d'arrivo e qui riprendiamo a salire. Inizia il penultimo giro, il vantaggio è sempre minore in quanto il gruppo sta pressando e dei fuggitivi ormai molti hanno perso contatto. Vedete che non ci sono più 11 uomini, ma c'è Taffi a fare una grossa andatura e in vista del Gran Premio della montagna Taffi passa per primo con il gruppetto che si va disgregando. Vedete Taffi primo, al secondo posto Pistore, al terzo Bottaro. Questi tre tenteranno la fuga visto che il gruppo ormai ha riassorbito gli altri 8, una fuga che è controllata come vedete dal leader della classifica Roberto Petito che guida il gruppo. C'è tempo comunque per gli abitanti di La Maddalena di fare anche altro, ma nel frattempo Pistore e Bottaro perdono contatto e a questo punto rompe gli indugi Andrea Taffi, che tenta di fare tutto da solo e di condurre fino alla fine questa fuga che lui aveva iniziato insieme ai compagni che in precedenza abbiamo visto riassorbiti al gruppo. Un gruppo che si dà da fare con Petito che non lascia nulla di intentato, non si fida neanche di Taffi che vanta 2 minuti di ritardo e quindi può ancora essere in classifica, ma Petito non concede scampo neanche a Taffi che comunque sta salendo verso il terzo Gran Premio della montagna ancora solo, ma con il gruppo che ormai è alle spalle. Vedete Taffi che esce dalla Maddalena per affrontare la salita che porta al Gran Premio della montagna. Sembrerebbe da queste immagini che il suo vantaggio sia consistente, ma il Gran Premio della montagna non ci arriva da solo perché il gruppo lo avrà riassorbito e a quel punto sarà nuovamente compatto. Le fatiche di Andrea Taffi sono ormai finite per quanto riguarda la fuga ed ecco infatti il gruppo che si presenta al terzo Gran Premio della montagna, un gruppo dove compare ancora la sagoma di Roberto Petito che, così come è capitato nelle precedenti occasioni, nelle precedenti tappe, va a vincere questo Gran Premio della montagna che vale la maglia rossa e la 500 perché soffia 5 punti a Fabio Roscioli che nel frattempo ha ceduto e che permette quindi a Petito di aggiudicarsi la particolare classifica per il Gran Premio della montagna. E adesso vedremo arrivare il gruppo ancora compatto all'arrivo, ancora uno scorcio di La Maddalena e uno scorcio sul numerosissimo pubblico sul traguardo che vivrà ancora una volta sullo sprint e vediamo presentarsi il gruppo compatto, come vedete uomini Saeco, anche se pochi, sempre molto attivi davanti a guidare questa volata. Si imbocca la curva con un uomo dell'Asic al secondo posto, ma viene fuori la maglia gialla di Massimiliano Mori, fianco a fianco con Chiappucci, vince Mori, secondo Chiappucci e terzo posto per il ciclista Balducci che è riuscito ad averla meglio su un altro uomo Asic. Nel frattempo è caduto Petito, ma nell'ambito dell'ultimo chilometro, quindi il tempo viene preso con i primi, è stato immediatamente soccorso, qui si sta portando al traguardo e qui il suo direttore sportivo. Mori, strepitoso, bravo. Grazie. Raccontaci lo sprint. C'è stata una caduta e ero rimasto indietro, per fortuna diciamo, è cascato anche. Scusate, sono emozionatissimo. È andata così bene, dai. O sono lacrime? Sono lacrime. Sono contentissimo. Penso che anche Petito abbia vinto il giro. E c'è il problema della caduta di Petito che dovrebbe essere però nell'ultimo chilometro, quindi ora non so come sia per il tempo. Sì, penso che abbia vinto anche lui. Bene, sono contentissimo. Sardegna porta bene? Sì, bene. Il circuito? Il circuito era duro. Io all'inizio non stavo tanto bene, però nel finale sentivo. Ho un po' durato fatica, però in volata me la sono cavata bene. Come sei arrivato?
Se vincevi guadagnavi altri 10, non vincevo lo stesso per 4 secondi. Ho Svodata che ne aveva 12. Ma c'era qualcosa Svodata? No, è dietro Svodata. Quindi ero già davanti. Sì, ero già davanti. Adesso, dove è volata? Balducci? No, l'arrivo. Il finale a questo punto se passa via Svodata, terzo Bertolini. Bene. Claudio, hai tentato nel finale di mettere la tua impronta in questo Giro di Sardegna, non ti è riuscito, se non in parte. No, sono andato bene perché oltremodo ho dovuto subire tantissimi attacchi e avevo Baronti che mi ha aiutato tantissimo a chiudere i buchi, che gli altri erano in superiorità numerica. Comunque alla fine ho avuto anche la possibilità di fare la Wata che sinceramente non mi aspettavo neanche di fare perché ero abbastanza indietro del gruppetto. Poi un paio di cadute in finale sono state propizie per portarmi davanti a fare la Wata. Ieri sera abbiamo parlato, era quasi un duello a tre per così dire, tu e Roscioli contro Petito, e Petito alla fine l'ha spuntata se vogliamo in tutti i settori perché è riuscito anche a strapparvi la 500. Beh, ma Petito del resto andava anche forte oggi, non solo oggi ma anche gli altri giorni, ha meritato, non è che abbia portato via niente. Per quanto mi riguarda 3 secondi posti in questo Giro di Sardegna sono abbastanza per poter sperare bene anche per il proseguo, comunque sono contento. Senti, la Sardegna comunque per te è qualcosa di più che un luogo dove fare gare ciclistiche? Beh, è il primo anno che in una corsa tappa riesco ad andare bene, quindi sono contento così, direi che come ho detto prima per cominciare questa stagione 97 mi fa ben sperare. Cosa pensi debba caratterizzare la tua stagione quest'anno? Ma soprattutto la corsa tappe mi aspetto parecchio, poi ci sono quelle classiche che ho sempre fatto bene e che vorrei fare ancora bene. Il panorama era bello? Panorama sì. Cosa c'è? Cosa è successo? Come mai? No, niente, io non sono mica un fenomeno, come ho detto ieri, sono gli altri che vanno più forte di me in salita, cercavo di tenere duro, purtroppo penultimo giro non ce l'ho fatta, così. Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto comunque. Sì, no, io sono contento, cercavo di vincere tappa l'ho vinta, poi purtroppo per la classifica dall'inizio non ci ho pensato, se magari oggi il circuito era un po' più molle si poteva pensare, però per me era abbastanza dura. Hai indossato anche la maglia azzurra, hai vinto uno sprint e ti sei proposto altre 2 volte allo sprint con ottimi risultati. Un Giro di Sardegna decisamente positivo per te, che aspettavi questo riscatto? Ma certo, decisamente positivo, anche se potevo aver fatto qualcosa di meglio negli ultimi 2 sprint qua, sia ieri che oggi, però va bene così, ho messo la maglia, ho vinto una tappa, sempre piazzato, diciamo un Giro di Sardegna molto positivo, sono contento. Un Giro di Sardegna al quale hai partecipato per la prima volta, anche perché è tornato da poco, il tuo giudizio? Ma sono rimasto molto soddisfatto della Sardegna perché è una gara che molto mi si addice alle mie caratteristiche e diciamo una buona preparazione per il futuro, diciamo, ecco. Ma è vero che durante il primo giro avete pensato di mollare tutto e andare in spiaggia? No, abbiamo visto grandissimi bei posti, non da venire a lavorare, a gareggiare, ma da venire in vacanza, ecco. Nel 1982 tuo fratello ha esordito al Giro di Sardegna rivelandosi, quanti sono? 15 anni fa? 16 anni fa. 16 anni fa come uno dei più promettenti giovani del ciclismo italiano. Sono passati 16 anni, arrivi tu, ormai più che una promessa direi. Ma lui diciamo è stato un po' sfortunato nella sua carriera perché quando è passato lui ha trovato proprio Saronni che era negli anni del suo boom. Comunque è andato fortissimo, ha fatto 15 anni di intensa carriera professionistica facendo il suo lavoro da umile gregario e niente, io ora so che io ho vinto questo Giro di Sardegna, mi piace moltissimo. L'ho Hai vinto anche una Tirreno Adriatico. Ora hai provato nel finale della Milano-Sanremo. Insomma, diciamo che la condizione in questo periodo mi sta tenendo veramente alto. Niente, che questo Giro di Sardegna ci dobbiamo fare bene perché è una corsa che io sento e
anche se io abito dall'altra parte della costa, ma siamo quasi conterranei. Niente, sono venuto qui con buone speranze e ci sono riuscito. Mi è mancata la vittoria di tappa, è stata molto dura comunque arrivare in fondo perché il giro non è stato estremamente duro. Comunque... Forse l'ha fatto più duro il vento che il percorso. Esatto, forse è stato più duro del vento, come hai detto tu. Comunque è andata bene così. Mi dispiace per questa caduta ai 400 metri. Volevo chiedertelo perché prima ho tentato di sapere cosa era successo e giustamente eri seccato. Mi ero un po' seccato perché sai, cadere agli ultimi 300 metri dà un po' fastidio. Dopo 5 giorni di intensa fatica, cadere proprio all'ultimo e farsi male non è bello. Ti sei fatto male in che misura? Ma in scoriazioni di vari tipi e sicuramente a marcature e botte varie. Se ne saprà di più domani. Domani sarà ancora peggio da oggi, credo. Massimiliano, praticamente te l'abbiamo messa noi addosso questa maglia e oggi l'hai bagnata con una vittoria allo sprint. Sì, abbiamo portato fortuna. Sì. Sa ecco che è rimasta con soli 4 uomini ma che conquista quasi tutto. Sì, pochi ma buoni si può dire. Io ho vinto la tappa, Petito penso abbia vinto il giro anche malgrado la caduta nell'ultimo. E anche il Gran Premio della Montagna? Ah, pure, bene, benissimo. Abbiamo vinto tutto, via, un trionfo della Seco. Petito dove giocherebbe se dovesse giocare al calcio? Petito è una grossa punta, ovviamente un uomo d'area di rigore che potrebbe veramente essere qualcuno, se facciamo il parametro col ciclismo ovviamente. Fisicamente sai, molto esili, hanno una resistenza sulle gambe ma non hanno certamente la grinta d'area di rigore, però parametri col calcio non se ne possono fare, questi soffrono molto di più in corsa e in allenamento. Ci lasciamo la Maddalena alle spalle e il Giro di Sardegna si lascia la 26esima edizione alle spalle. Ultima tappa, quella del circuito nell'isola, delle 5 previste per questa stagione, per questo Giro di Sardegna. 5 tappe che hanno visto diversi protagonisti, ma alla fine il vincitore probabilmente è colui che ha dimostrato di essere il migliore dei tanti che vi hanno partecipato, Roberto Petito. Sandrangioni, sicuramente un bilancio positivo. Sì, soprattutto dal punto di vista organizzativo e di questa parte che voglio parlare in questo momento, grande pubblico lungo tutto il percorso, grande pubblico oggi soprattutto alla Maddalena, non c'è stato il temuto blocco con le lamentele da parte della cittadinanza, tutti hanno aderito di buon grado, sono rimasti con noi durante i 7 giri del percorso, durante le fasi della presentazione e soprattutto durante le fasi della premiazione. Bilancio positivo, abbiamo sentito anche nel corso del programma che sta per concludersi il parere sul circuito di diversi dei protagonisti. L'anno 21 speriamo non si debba andare in Corsica, anche se Gino Mameli ha questo pallino, ma speriamo che il Giro debba rimanere e ripetersi ancora una volta in Sardegna. Un'altra maglia per Roberto Petito, la maglia rossa, Gran Premio della Montagna, ma soprattutto Roberto una 500, ha vinto la Fiat 500. Ma attenzione, non l'ha vinto la Fiat 500 per sorteggio, l'ha vinta per merito. Gli verrà assegnata a Civitavecchia, grazie. No, qui, ma è il figlio dei fotografi, dei 4 maglie ufficiali al Giro di Sardegna. La maglia azzurra, Sardegna, titolata lo sport e turismo, la maglia bianca, Santa Ciccia, la maglia gialla dell'Unione Sarda, la maglia rossa della Fiat Nero, potete vedere, ecco, Lorena e la Stella del Nastro, questo bellissimo quadro che ancora una volta non vuole Petito Santo, non vuole lui, la Vigenia con le 500 ce l'hai guadagnata, complimenti, una gran bel finale qui all'isola della Maddalena. Jan Volata, grazie, Petito, Mameli, Mori, Lemista, il sindaco, ancora una volta Pasquale Serra lo vogliamo con noi, ecco la rappresentante della FIA, un bellissimo applauso. Settimana ciclistica internazionale, Giro di Sardegna, in collaborazione con... L'acqua Tinnea, dalle sorgenti dei Monti Sibillini. Tinnea, blu naturale, rossa frizzante.